Questo programma è offerto da Studio Architetto Luciano Colombo, Alta Hotellerie. You ready? Cari amici, ben ritrovati al TG Flash C'est la vie. Siete stati convocati presso il quartier generale T35, un mondo veramente particolare che vede protagonisti anche delle celebrità. L'obiettivo è uno solo: game over. Non servono le nazioni più potenti sulla Terra per scatenare il prossimo conflitto globale. Basta la volontà di un solo uomo. Max, come fai a trovare il tempo per questa passione dei videogiochi, comunque essendo molto occupato anche con la tua musica, anche il tuo nuovo CD appena uscito, il tour, tutto quanto? Vabbè, il tempo per i videogiochi si può trovare sempre, insomma, il tempo per lo svago, magari al posto di buttarti a guardare la TV ti giochi un'oretta. Ma guarda, è un videogioco che mi appassiona tanto sempre, che quando ho avuto l'occasione di venire qua, insomma, se posso lo sostengo perché sono un fan accanito. Ecco, cosa ci fa un DJ di Radio 105 alla presentazione di Call of Duty Modern Warfare 3? Allora, ho avuto l'onore di presentare appunto il nuovo Call of Duty Modern Warfare numero 3 e quindi sono da fan accanito, onorato ancora di più di essere presentatore di questa serata in anteprima in esclusiva qui in Italia. Io credo che l'educazione familiare sia la cosa più importante e quindi io posso giocare tranquillamente con mio figlio, mio nipotino a GTA spiegandogli perché e per come delle cose. A volte mi sembra quasi che i genitori siano diventati così pigri da dover dare la colpa a svariate cose, ai videogiochi ma anche alla mia musica ad esempio, se i figli combinano delle cagate. Io ho sempre ascoltato le cose più violente, giocato ai videogiochi più violenti e non ho mai commesso un atto criminale in vita mia, ad esempio. Questo è un modo di entrare nei film. Io adoro il cinema, in modo particolare film d'azione, e questo modo di questo videogame è un modo specifico per entrare da protagonista in un film d'azione, che è un mondo diverso dalla realtà. Poi sta all'educazione di ognuno il saper scindere la vera violenza dalla finzione. Si è mai pensato da parte di Activision fare una trasposizione anche al cinema? Nulla si può insomma lasciare di intentato, diciamo così, per cui vedremo. Chi lo sa? Vedremo. Che figata! Oh no! Guarda e impara! Così si fa la Newbo! Diverse sono le proposte della moda per la prossima stagione estiva. Dai fiori al nero, dallo stile hippie al colore, accenni d'Oriente e stampe animaliere. Una cosa è certa, gli anni 70 hanno trionfato. le proposte di Moschino attraverso un itinerario tra paesi caldi e esotici, dalla Spagna al Messico, dall'Arizona al Sud America. Scendono in passerella una dopo l'altra, novelle Frida Kahlo e donne torero dal passo fiero. Forme e volumi si mescolano tra le proposte femminili e quelle maschili. Tutte sono impreziosite da paillette, bagliori metallici e pepite d'oro. Tutto trasmette sensualità e ricorda i riti di una cultura solare. Diversa invece la donna di Emilio Pucci. Più che bohemienne, una vera gypsy, una gitana sensuale, che veste di ampie gonne multistrato e patchwork colorati, lasciando la pancia o la schiena scoperta, avvolgendosi in seducenti pizzi, ricami e strascichi. Stampe coloratissime che si contrappongono con il bianco totale di alcuni abiti. Creano un'alternanza che conquista, incanta, travolge. Una donna che ha le idee chiare, oltre il lusso, la femminilità
e la sensualità. Ama osare e sedurre. Il saggio mondo del sollevante ci propone una delle arti più popolari anche in Italia, lo shiatsu, una pratica che procura beneficio sia a chi riceve che a chi dona. Fondamentalmente la parola massaggio di sé per sé non corrisponde esattamente a quello che facciamo noi con lo shiatsu, cioè lo shiatsu è digitopressione. Massaggio vuol dire che qualsiasi tecnica sia, ci possiamo aggiungere thailandese piuttosto che ayurvedico, si fa normalmente a pelle. Si usano degli oli normalmente, delle creme e soprattutto si usa l'impastamento, la frizione direttamente sulla pelle. Lo shiatsu, come vedete, non è niente di tutto ciò. In questo momento la mia collega, anche lei insegnante, sta praticando delle pressioni palmari che sono proprio la base, l'ABC del lavoro shiatsu. Su una nostra, diciamo, allieva che sta ricevendo il trattamento. Normalmente chi lavora, proprio per entrare nel vivo del Giappone, perché lo shiatsu è giapponese, chi lavora si chiama Tori, chi riceve Uke. Quindi in questo caso la mia collega è Tori, sta portando delle pressioni con i pollici in questo momento, a pollici affiancati a lato della colonna vertebrale, sul muscolo in particolare che si chiama appunto paravertebrale. Le pressioni poi, già che ci siamo, diamo dei concetti tecnici, devono avere 3 caratteristiche: essere perpendicolari, costanti nel loro fluire e soprattutto anche avere una certa intensità, quindi una qualità di pressione. L'anatomia del nostro corpo in ambito medico si prevede che quando uno vada dal medico è perché ha un acciacco, un problema, un fastidio. Questo fastidio nell'ambito della disciplina orientale di cui fa parte anche lo shiatsu non esiste in realtà, perché anche il malessere è una parte della propria vitalità, cioè in quel momento la vitalità di quella persona sta dimostrando quell'aspetto, quindi non c'è né un positivo né un negativo, ma c'è invece il prendere insieme, prendersi cura, come diciamo noi, della persona e non curarla, che invece spetta pienamente ai medici. Ehi, un po' di musica, DJ. Cariba, la regina dei bagni. 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 Cosa? Cariba, La regina dei bagni. Cariba, la regina dei bagni. Sportive, aggressive, talvolta con allusioni nostalgiche. Debuttano quest'anno molti concept innovativi. Casa per casa vediamo le più intriganti novità dal mondo delle 2 ruote. Il Salone Internazionale del Motociclo ha aperto i battenti a Milano. Nonostante l'industria delle moto stia soffrendo, nella prima metà del 2011 si siano immatricolati il 25% in meno di moto e scooter rispetto al 2008 e il 6,7% in meno rispetto al 2010, il mondo delle 2 ruote è alla conquista di 2 grandi nazioni come la Cina e la Russia. 2 grandi mercati potenzialmente interessanti. È il salone dei maxi scooter e delle moto d'alta gamma, con prezzi da 20.000 in su. Ma vediamo da vicino le più importanti novità. Un nuovo scooter, il Pezzo da 90, Integra 700 della Honda, con un innovativo propulsore bicilindrico parallelo, con doppia frizione semiautomatica e cambio robotizzato a 6 marce. Il nuovissimo T-Max della Yamaha, punta di diamante della casa dei 3 diapason, completamente rivisto con cilindrata portata 530. L'attesissimo scooter BMW. Un altro lussuoso maxi scooter bicilindrico MyRoad 700 della Kymco. Le super sportive Honda CBR 1000 RR Fireblade e Yamaha YZF R1. Una piccante naked sportiva 848 Street Fighter 132 cavalli di casa Ducati. La 900 Nuda di Husqvarna e la versatile Versys 1000 della Kawasaki. La più importante casa motociclistica tricolore, Piaggio, ci fa brillare gli occhi con un Beverly Sport Touring dotato di un nuovo motore da 350 cc, gli scooter Gran Turismo di marchio Vespa e uno sportivo bicilindrico SRV 850 di Aprilia. Un'ispirazione celestiale che le ha conferito il Guinness dei primati. Arte e cultura spiccano da capolavori unici, direttamente dall'Ucraina.
presentare la nostra mostra in Italia, dove le persone quando nascono tra tutta questa arte sono molto fortunate, è una grande emozione, specialmente a Milano, che è il centro della moda, delle arti di design. L'arte vera, quella veramente con A maiuscola, rappresentata da Benvenuto Cellini come il suo grande esempio, non deve finire, non deve così essere dimenticata. La Chiesa Ortodossa partecipa a questa mostra perché abbiamo avuto benedizione dal Patriarca Cirillo attraverso il Metropolita Ilarion. Questo anello è simbolo della purezza della Madonna, segno del Cigno, il lavoro in modo tale che le persone diranno sì, qui vediamo proprio la creazione del Dio, e questa è una cosa più difficile da eseguire. Volevamo lanciare un messaggio di universalità, perché la bellezza è universale, l'arte è universale e anche la religione, lo spirito con cui si creano gli oggetti è universale. Dovrebbe essere un'unione attraverso la bellezza di tutti i popoli. Grazie Milano, grazie Italiano. Il termine hip hop, si dice, derivi dalla competizione tra DJ Kool Herc con DJ Afrika Bambaataa per descrivere la propria cultura. Vediamo il servizio. Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap goes, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Ask me now, I'm the artist, but hardcore, my signs for pain. L'hip hop negli ultimi anni ha conquistato alla grande il panorama musicale mondiale. Molte tracce partite dall'underground sono diventate delle vere e proprie hits. Anche l'Italia vive brillantemente questo momento positivo per la musica a rima e ritmo, sia discograficamente che come tendenza da club. La Campania e Napoli non sono da meno e nella movida cresce l'interesse e la voglia per la black music, testimoniata da tanti followers che sono presenti a questi veri e propri eventi. Incontriamo a proposito una delle organizzazioni più attive della scena, Real Sound Project. Ha una storia, tanti eventi, tante notti, da Tony Touch a Norega, Sean Paul, Marrakesh, Fibra, DJ Premier. Raccontateci. Abbiamo consolidato in maniera molto forte la nostra presenza sulla scena partenopea, fino a produrre artisti del calibro come Tony Touch, Premier e Sean Paul, direi eventi pazzeschi. Abbiamo avuto dei riscontri incredibili, sicuramente bisogna lavorare tanto a queste serate, però quando sei in console, vedi tutte quelle mani in aria, tutta quella gente che viene alle serate, sei ripagato di tutto il lavoro che fai. Dunque, eventi di successo, spiegateci come. Un successo dato da tanti fattori, una buona direzione artistica, uno staff motivato e soprattutto grazie a tanta passione. Alla musica e allo spazio che oggi ha l'hip hop grazie a radio e televisione. Real Sound Project, you already know how we go. Somalia, Contra Banderi, your boy NRE, peace. Qual è l'elemento caratterizzante che meglio definisce queste One Night? Sono serate uniche nel loro genere, oltre al fattore musicale, è notevole l'incontro di varie culture, la multietnicità. Beh, sicuramente non si può descrivere a parole. Provate a seguirci sui vari social network, aggiungete Real Sound Project Live. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento la prossima settimana con tante altre novità. Per chi volesse continuare a seguirci può farlo attraverso il nostro sito www.onechannel.it. Arrivederci. You ready? Questo programma è stato offerto da Cariba, la regina dei bagni.